Poche ore alla fine dello stato d'emergenza sanitaria dovuta al Covid, dal 1° di aprile infatti verranno lentamente attenuate le misure restrittive imposte dalla pandemia. Ciò nonostante la curva dei contagi non sia in calo. D'altra parte però dobbiamo anche dirci che questo aumento è un aumento di contagi, ma non è alla stessa maniera un aumento di casi di malattia, almeno in questo momento. Per cui, nonostante questo aumento, l'obiettivo deve rimanere quello della convivenza. Ad essere a rischio e a dover tenere particolarmente alta la guardia, oltre ai non vaccinati, sempre meno visto che in molti hanno contratto il virus e sviluppato dunque gli anticorpi, anche gli anziani o gli immunodepressi, anche se sono vaccinati. Sono queste le persone che devono mantenere prudenza, quelli che anche oggi in qualche maniera vediamo si ricoverino, e cioè gli anziani pluripatologici che devono capire che anche se vaccinati corrono il rischio di contagiarsi e magari di ammalarsi, e naturalmente i non vaccinati che ormai sono una parte estremamente residuale della popolazione. Infine un consiglio: il fatto che l'emergenza non sia più tale ed il virus continui a diffondersi deve spingere noi tutti a comportamenti quantomeno prudenti. In occasioni di assembramenti o di concentrazioni di più persone in ambienti chiusi, le mascherine vanno ancora mantenute.